E parlando con imprenditori veneti, quindi spaccato normale, imprese quasi familiari, artigianali con 15-20 dipendenti, la cosa che lamenta l'imprenditore è quella di non avere più interlocutori nel sistema bancario. Gli accorpamenti che si sono definiti e delineati negli ultimi anni hanno portato a una mancanza di riferimenti certi che prima avevano, parlando magari con il direttore che aveva poteri di agenzia, che aveva poteri per erogare un mutuo. Oggi è tutto un passacarta, una burocrazia per cui si devono riunire consigli di amministrazioni, devono deliberare, ma dalla richiesta di un finanziamento a una erogazione di un mutuo magari passa un anno, passano 6 mesi e intanto l'azienda è disperata, quasi costretta a rifugiarsi in scorciatoie molto pericolose. E quindi ben venga uno strumento più efficace che dia la possibilità a tutti di contrastare con forza questi fenomeni. E un'altra situazione che io osservo dal mio piccolo osservatorio è che purtroppo le organizzazioni criminali sono uno spaccato anche della nostra società, cioè sempre di più si assiste a organizzazioni paramafiose. Ora io non sono un addetto per cui non posso, probabilmente dico anche cose che non corrispondono alla verità, però mi pare di assistere che la nostra società si è cambiata, ormai è una società globalizzata, c'è perlomeno a Padova un 15-16% di nuovi cittadini stranieri che hanno importato non solo forza lavoro, non solo culture positive, ma anche dinamiche che contraddistinguono negativamente la nostra società e hanno riprodotto nel nostro territorio forme, io uso il termine paramafiose, di organizzazioni chiuse in se stesse che non si riconoscono nelle regole dello Stato ma traggono profitto utilizzando schemi, dinamiche non proprio legali. Mi riferisco per esempio alla comunità cinese, che guardate è una comunità straordinaria che ha portato ricchezza, valore aggiunto al nostro territorio, ma ha importato dinamiche anche pericolose che rappresentano probabilmente delle vere e proprie organizzazioni di tipo mafioso, che sono legate anche alle nostre organizzazioni mafiose. Guardate, per esempio, è stato fatto un passaggio sulla contraffazione. Arrivano tonnellate di container nel porto di Napoli dalla Cina, materiale contraffatto che viene preso in carico dalla camorra, distribuito in tutto il territorio nazionale ma anche extranazionale, e poi questo serve per alimentare anche tutti gli altri rami di azienda, tra virgolette, che sono il mercato della droga, il mercato della prostituzione, che serve a creare quella liquidità che poi viene investita soprattutto nel nord, non solo del nostro paese, ma è un fenomeno che si estende anche a paesi europei. La Germania è intrisa di riciclaggio del denaro sporco che arriva dalle nostre organizzazioni malavitose, dal mercato della droga al mercato dei rifiuti. E ci sono discariche in Germania gestite dalla camorra e circuiti di negozi griffati che vendono in Germania materiale contraffatto che arriva magari dalla Cina o anche da laboratori artigianali toscani o campani. Quindi è una rete, è una holding che funziona,
che si interfaccia tra le varie realtà, e per contrastarla abbiamo bisogno sì di ideali, abbiamo bisogno però anche di strumenti, di uomini e donne che quotidianamente la contrastano. E guardate, l'ultimo esempio non è stato tra i più belli, l'aver tagliato del 10% l'indennità agli uomini e alle donne della DIA non viaggia nella stessa direzione che in questa sede auspichiamo. Si vive di sogni, si vive di ideali, si vive di onestà, ma bisogna poi che questi ideali, questi sogni abbiano gambe e ali per volare, strumenti per contrastare con efficacia questa che è un'organizzazione che non ha budget, non ha spesa limitata come può avere lo Stato, come possono avere tutti gli apparati istituzionali ufficiali. Questi hanno soldi da investire a tonnellate, a fiumi. Quindi o lo Stato o le istituzioni investono con coraggio somme importanti per rinforzare i nuclei di magistrati che sono insufficienti sul nostro territorio a fronteggiare con importanza, se non quella che li porta quasi all'estremo sacrificio di sacrificare tutta la loro vita dedicandola a questa attività, a uomini e donne, ripeto, che debbono trovare strumenti. Ben venga anche l'istituto della confisca, credo sia uno degli strumenti più efficaci per contrastare queste organizzazioni, sottrarli denaro, beni immobili e riutilizzarli magari offrendoli a chi sta contrastando questo tipo di attività criminale. Io mi fermo qua, ci sono tante altre dinamiche che investono le comunità locali, diverse, strane, anomale, nuove. C'è per esempio un pericolo che io avverto che si sta diffondendo qui in numeri abbastanza preoccupanti, che sono quelle micro-organizzazioni criminali, magari gestite a Padova dalla comunità, da parte della comunità nigeriana, che anche qua si alimenta attraverso lo sfruttamento della prostituzione e il traffico di sostanze stupefacenti. Il pericolo è che poi tutte queste microorganizzazioni non si trovino ad essere organizzate in una grande holding, e allora sì, l'affare si complicherebbe e porterebbe a un impegno ancora maggiore rispetto a quello attuale. Io vi ringrazio e sono a disposizione con la mia amministrazione.